stasera per cominciare col piede giusto, col piede della poesia, il nostro poeta, il sommo poeta Guido Cardinale! La luna è apparentemente tonda, essa gira intorno a noi, essa, la luna, ci sono stati su gli americani, hanno messo la bandiera, hanno preso i sassi, anche se forse non è vero, ma facciamo finta. La luna alle volte uno, se è un poeta, la guarda e inizia a dire una poesia. Alle poetesse non so se capiti, non è detto. La Luna in Spazio 1999 si staccava dall'orbita con sopra base lunare Alfa e il comandante Koenig, la dottoressa Helen e altri. Il comandante Koenig era uno fortissimo che si incazzava da bestia in ogni puntata. Poi c'era Maya che si trasformava in quello che voleva lei. Era un bellissimo telefilm, ogni tanto lo ridanno. La luna, se la guardi fisso, sembra abbia la faccia. La luna, gli innamorati alzano lo sguardo e si baciano. Il capitano Kirk al comandante Koenig gli fa una sega. Il cane ha una predisposizione per l'ululio alla luna. Il cane in questo modo scarica tutto il nervoso che è accumulato durante la giornata. La luna, pochi lo sanno, si annoia un sacco stando lassù tutta da sola, che uno pensa che le stelle le facciano compagnia, ma non è così. Esse, le stelle, la luna, la maltrattano tutto il giorno, alle volte anche dicendole male parole, o infischiandosene di lei, perché sono presuntuose e supponenti, le stelle, e si credono di essere. La luna canticchia tutta la notte, una canzoncina allegra per tirarsi su di morale. Se stai zitta un attimo, la senti. Taci un attimo. Ecco. Io vorrei un grosso applauso per il gruppo Paradi, Paradissima! Di Para nella stanza, ma presentiamo Daniele, Lorenzo, Cristina e Raffaella. Benvenuti. Allora io ho utilizzato questa immagine che non è una poetica, insomma, però diciamo questa sintesi dicendo ma alla fine spesso tutti ci lamentiamo magari delle condizioni che ci circondano, ed è successo così anche a voi. Sentivate queste voci di gente che diceva a Torino non c'è spazio per fare niente, e invece voi a quel punto avete detto ma aspetta un po', cosa possiamo fare? Possiamo recuperare degli spazi che non sono spazi istituzionali in città e farci delle cose parallele. Delle cose parallele. Per cui abbiamo deciso di chiamare questi spazi inutilizzati paraspazi, che sono spazi che non hanno una natura definita, sì, e riempirli di para-artisti, che sono delle persone che nella vita possono avere delle doti artistiche, ma non fare gli artisti di mestiere per forza, e sono quelli fuori dai circuiti classici, per cui ci si lamenta che anche... quelli che non hanno, diciamo, quelli che non hanno, come si chiama, gallerista, ecco, quelli che non hanno il gallerista. Quanti come noi non hanno il gallerista? Premiamo una paratissima che è finita quest'anno, insomma parallela ad artissima. Un'artissima di questo ottobre-novembre, quando era, insomma? Novembre, in un posto che era fino a qualche anno fa un posto soltanto di tristezza. Abbiamo fatto questo evento all'ex carcere. Voi ce l'avete fatto scoprire, sì, al carcere delle nuove, ex nuove. Quindi all'entrare lì prima di tutti, prima che tutti ci volessero fare cose, ed è stato un successo pazzesco, perché ci sono... Successo pazzesco. Sono stati 15.000. Sì, 15.000 visitatori. 15.000. Hanno partecipato Avete il parassito.
Parassito.